Buonasera a tutti, a nome del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche vi do il benvenuto alla presentazione dei nostri atti. Voi sapete che è prassi del Circolo fare convegno a maggio e presentazione a dicembre, sempre naturalmente finché potremo farlo. Ecco. Naturalmente il libro è bello. È inutile dire chi si loda si imbroda, però io posso dire francamente che è un bel libro pieno di relazioni interessanti e spero che appunto che tutti lo troveranno utile, perché c'è l'utile e il dilettevole. Ecco, quindi vi invito tutti a leggere. E noi, a differenza degli altri anni, che di solito il secondo venerdì di gennaio non facevamo né riunione né conferenze, quest'anno invece il secondo venerdì di gennaio ci sarà la conferenza del colonnello Cadeddu dal titolo "L'Italia si dichiara neutrale", perché appunto stiamo avendo le ricorrenze della prima guerra mondiale e quindi diciamo c'è un percorso anche dal punto di vista storico. Io spero che gradiate tutti questo libro degli atti e comunque adesso avremo la presentazione del nostro carissimo Massimo Busso. Arrivederci. Mi adoperano sempre per fare questo ruolo di presentatore, anche quando magari io non sono, come si dice, un po' sulla materia, però insomma lo facciamo. Allora siamo a presentare questo convegno che si è tenuto in questa stessa sala il 24 maggio. Si sente poco? Si sente poco? Vediamo, così. E, ho preparato la roba scritta perché sennò mi dimentico di non citare tutti, insomma, è una cosa collettiva e meritano tutti di essere citati. Ma volevo fare una piccola premessa, è il 12° convegno questo, che ininterrottamente dal 1994 il Circolo organizza. Comprendo nei 12 anche il convegno del 1985, il primo isolato, in effetti, ma molto importante, sui Caminesi. Quest'ultimo accenno mi consente di ricordare Giorgio Mies, che ci ha prematuramente lasciati, lui che dei convegni era stato l'iniziatore a suo tempo quando era presidente del circolo proprio nel 1985 a partire da quel convegno, e a lui questo convegno, come vedrete nelle prime pagine, è dedicato. E volevo fare un piccolissimo ricordo personale di Giorgio Mies legato al convegno della scorsa volta, quello del 2012. Io dovevo impaginare il suo pezzo che sulle connessioni tra l'arte e la salute, la sanità, le malattie, le guarigioni, che è un terreno, come potete immaginare, pressoché sconfinato. Eravamo a casa mia davanti al computer e lui, con la sua straordinaria, disarmante insistenza, cercava di far stare tutte le sue immagini nel suo saggio e nell'inserto a colori. E quando cercavo di fargli notare che avevamo finito lo spazio, mi guardava e mi diceva: dai che sei bravo, che ci riesci, e questa qui non può mancare. Mi mostrava la versione della Madonna della Salute, che ne aveva una serie sterminata. E lui era assolutamente solare quando guardava i suoi quadri, anche di autori minori e anche minimi. Erano sue creature, e lo ricorderò sempre quel pomeriggio di fine luglio del 2012, quando infine, abbastanza soddisfatto, se n'è andato dopo aver amabilmente lottato per guadagnare spazio tra le pagine per le sue immagini, i suoi percorsi artistici, che si fosse studiata un'antica famiglia o si parlasse della medicina, resteranno sempre per noi illuminati. Permettetemi questo piccolissimo ricordo, banalissimo, ma insomma secondo me non è solo che dobbiamo ricordarlo in modo triste, ma anche come questa immagine in modo molto sereno, che è una persona
di grande serenità. Già che faccio digressioni, ne faccio un'altra. Ho cercato di contare i contributi che il circolo ha pubblicato e, salvo errori, tra i 13 quaderni e i 12 convegni ho contato 265 tra relazioni, comunicazioni, insomma saggi di varia dimensione. Se poi conto i contributi che sono al momento censiti sul sito del circolo, tenendo conto di questi 265, e arrivo a 472, e ovviamente non sono censiti tutti, ma sono quelli censiti in questo momento con le forze che ci sono, ed è davvero una non piccola biblioteca, quindi circa 500 pezzi, diciamo, ecco, che è stata messa nel tempo a disposizione di studiosi e curiosi, e sottolineo i curiosi perché uno degli scopi fondanti del circolo è fare buona divulgazione e mettere a disposizione strumenti perché altri riprendano, amplino, estendano le ricerche, e speriamo che i curiosi crescano. E qui faccio un piccolo accenno, siccome fuori c'è una scheda per raccogliere le mail per la nostra newsletter, voglio dire che nonostante noi ci occupiamo di cose parecchio lontane nel tempo, non disdegniamo di usare la strumentazione moderna, anche con tutti i suoi difetti, e quindi chi cerca qualcosa, per esempio tutte le relazioni del circolo, di questo convegno, sono già nel sito del circolo perché sono state riprese con questo stesso strumento che riprende anche me in questo momento, e quindi se uno entra lì può guardarsi la presentazione di ogni singola relazione. Durano ciascuna circa 20 minuti, quindi sono facilmente vedibili senza grossi problemi. Volevo ricordare anche che incrociando su Google, YouTube come il Circolo Vittoriese, si entra appunto in un ambito di YouTube dove si possono vedere anche le più recenti conferenze. Lì andiamo su tagli di circa un'ora per ciascuna, insomma, che il Circolo ha fatto e che forse non sarà possibile pubblicare. Chi ancora, e qui chiudo l'attività modernista, chi si occupa di social network può incrociare sempre su Google, Facebook, oppure da Facebook se ha una pagina Circolo Vittoriese, anche lì c'è una pagina per chi segue questo tipo di... E quindi veniamo insomma al nostro librone, che sono 500 pagine, 12 relazioni e 12 relazioni al convegno e 3 comunicazioni agli atti. La prima relazione: Giovanni e Silvia Tomasi, gli artigiani dei metalli. Ho cercato di dare un piccolissimo assunto preliminare sull'argomento. In questo caso l'avrei definito il lavoro e l'impresa, anche se ovviamente è un termine moderno, però questa è una fotografia veramente del lavoro e di chi attraverso il lavoro faceva appunto impresa, e penso si possa chiamarla così anche nel passato. I nostri due ricercatori proseguono il paziente e laborioso lavoro prosopografico, cioè di individuazione e catalogazione di gruppi umani, sociali e in questo caso creatori di economia concreta, e in questo caso appunto si chiamano artigiani dei metalli. Ci sono 800 schede, circa 700 insomma, schede, di artigiani vissuti o operanti nella zona delle prealpi meridionali, da Miane a Cordignano Caneva, tra la fine del XII e la prima metà del XVII secolo. Sono artigiani specializzati nel lavorare metalli, ferro, rame, bronzo, oro e argento, quindi abbiamo anche la parte, diciamo, tipo anche artistico. Interesserà coloro che potranno partire da questa ricerca per specializzare altre indagini. Nel convegno del 2012 un'operazione simile era stata offerta dagli stessi due studiosi per i professionisti della salute. Sono indici veramente fondamentali per ripartire, no? Viene fornito un censimento e da lì, scegliendo magari l'obiettivo che si cercava o che pure si trova in quell'elenco, si parte di nuovo. Troviamo gli artigiani distinti per specializzazioni: calderari,
campanari, fabbri e maniscalchi, orefici e orologiai e serraturai, che sono dei fabbri ad alta specializzazione, gli scatolari, quelli che fanno i forzieri, gli spadai, e tra questi anche quelli che facevano le else o la bronitura delle lame, i coltellai. Alcuni di questi ovviamente facevano più di un mestiere e quindi sono collocabili in più di una di queste categorie e avevano necessariamente più di una specializzazione. Colpisce che molti di quelli che hanno un cognome di questi elencati si chiamino Fabris, Fabbri, Ferrara, Ferrari e relative varianti, e perfino Aurificis o, bellissimo secondo me, Serradura, straordinario, che è il cognome che caratterizzava quelli che facevano le serrature appunto, e che quindi mostrano come dal fatto di possedere questo cognome la loro storia professionale, la storia professionale della loro famiglia fosse molto più antica, perché voi sapete che il faber in latino non è il fabbro, poi dopo nella storia linguistica faber diventa fabbro, ma è l'artigiano, l'artifex, quello che fa qualcosa, tanto è vero che abbiamo il faber Ferrarius e anche il faber lignarius, cioè per cui faber era quello che faceva il lavoro, poi aveva un aggettivo. Quindi nel momento in cui noi abbiamo diciamo una biforcazione di persone che si chiamano o Faber o Ferrarius, perché solo il Faber Ferrarius sarebbe il nostro fabbro, però evidentemente poi questa qui è una storia che la lingua non ha confini, non teme, nessuno la può contenere, quindi c'è stata una biforcazione, c'era il Faber e il Faber, quindi quelli che si chiamano Fabbri, Fabris, e il Ferrarius, quelli che si chiamano Ferrari, Ferreri, eccetera. Ovviamente tutti questi in età, nell'età diciamo alto medievale in poi erano tutti sicuramente fabbri, però sicuramente il fatto che possedessero due catene linguistiche, poi il fabbro è sopravvissuto in italiano, il ferrario è rimasto nei cognomi. Ma è rimasto in tutti i dialetti dell'Italia. Certo, però nell'italiano ha avuto più forza, nonostante che spessissimo è l'aggettivo che sopravvive rispetto al sostantivo, quindi ci si doveva aspettare che fosse Ferrario a sopravvivere, invece in questo caso non è andata così, eccetera. Ma comunque interessantissimo, il Serradura mi fa morire letteralmente, è troppo grande. Comunque scopriamo un mondo di queste schede spesso necessariamente visto dal punto di vista degli eredi, perché ovviamente si tratta quasi sempre di atti testamentari, perché la storia, come diceva quel tizio, se noi possedessimo solo gli annunci mortuari del Times, sapremmo solo quello, insomma. Però invece in questo caso, visto che si dovevano dare cose, veniamo a sapere com'era adottata un'officina, perché devo lasciare l'incudine a qualcuno, anzi ce n'è una dove l'erede poteva scegliere un pezzo, o il mantice o l'incudine, gli lasciava questa possibilità. Per farvi un'idea, c'è una fucina che aveva 5 incudini, una incudinetta, 2 paia di mantici, 2 maglie, 3 posta da mola, martelli, tenaglie, eccetera. Quindi abbiamo anche queste cose molto interessanti perché forniscono proprio lo spaccato, è come se avessimo adesso diremmo uno zoom su, quindi una immagine anche visiva insomma di queste cose. Qualcuno faceva schioppi, qualcuno rifaceva le serrature che i ladri avevano forzato, poi vedremo anche i ladri, qualcuno si prendeva un'archibugiata, qualcuno era accusato di aver ucciso un bandito, oppure qualcuno faceva gli orologi della piazza di Serravalle, faceva suonare le campane, eccetera. Quindi un mondo questo visto da un'angolatura del tutto particolare. La seconda relazione, che è di Massimo della Giustina Irene Spada, si intitola Indagine preliminare per la storia del sale nel Comtat di Cenere. Anche qui ho cercato di creare un argomento su questo, che chiamerei il mercato dei beni strategici e l'introduzione dell'economia della criminalità che crea un'economia parallela, perché questo succede sempre con questi beni, succede che qualcuno gestisce un'economia e qualcuno fa il mercato nero.
I nostri due giovani studiosi sono specialisti nella materia del commercio del sale, perché l'hanno mostrato in alcune altre pubblicazioni e anche in conferenze, e giustamente definiscono questa sostanza, che a noi oggi pare inevitabilmente banale e ovvia, il vero e proprio oro bianco del Medioevo, e prendono le mosse dal 1001, un accordo tra il Doge di Venezia e il Vescovo di Ceneda relativo al commercio del cosiddetto sale ducale, cioè quello di proprietà del Doge. Ne segue poi una storia di commerci, dazi, carrettieri, contrabbandieri, i quali, ricordo, se catturati sarebbero stati impiccati per la gola e, se rimasti latitanti, banditi in perpetuo. Quindi, tanto per dire cosa significava questo oro bianco, giustamente definito così. Quindi anche qui abbiamo uno spaccato interessantissimo di una vicenda con risvolti che sono assolutamente poco noti e senz'altro in alcuni casi anche inaspettati, perché veramente non ci aspettiamo che il sale rappresentasse un tal valore, perché davvero questo veramente colpisce, insomma. La terza relazione è quella di Loredana Imperio, fiere e mercati. Qui l'argomento di sintesi direi il commercio, l'offerta, la domanda e lo svago, perché sempre quando c'è qualche cosa di commerciale, adesso noi abbiamo la pubblicità, abbiamo quelli che vendono qualche cosa facendo la pubblicità, nel passato era diverso, ma comunque lo spirito era quello. Le notizie su queste fiere e mercati, Serravalle e Ceneda, sono relativamente poche, lacunose, scarse, fino alla fine del Settecento, specie per Ceneda, che Ceneda aveva un suo regime particolare diverso da quello di Serravalle. Le notizie disponibili sono relativamente recenti e comunque a partire dalla metà del Seicento, per Serravalle soprattutto. Sappiamo della vendita dell'olio e del vino, anche questi sono, li definirei dei beni strategici, perché hanno sempre sono beni necessari, no? Assieme al pane. E ci sono dei mercati settimanali del bestiame e di, come sono definiti, animali lanuti e grani, e poi molteplici secondari oggetti di commercio. Nell'Ottocento a Ceneda c'era mercato ogni giovedì. Poi c'era la fiera di San Tiziano, 15-16 gennaio, che trattava bovini, pecore, maiali, grani, lardi, lavori in ferro, oreficeria, canna, pellini, panni e telerie, quindi una bella fiera completa. La fiera di Sant'Osvaldo dal 4 al 6 agosto, che in più aveva i cavalli e le sete gregge, il mercato di San Paolo il 25 gennaio, e il mercato di San Gottardo il 5 maggio, che erano simili ai precedenti. Insieme alle fiere, come abbiamo detto, c'è il divertimento, c'è feste, corse di cavalli, fuochi, rappresentazioni teatrali, e sarebbe difficile riassumere. Anche questo è uno di quei saggi a spaccato sociale che vanno esaminati punto per punto, perché c'è l'aneddotica, c'è tutta la questione anche della normativa di gestione che sarebbe veramente complesso qui ripresentare. La quarta relazione, che è quella di Giancarlo Bardini, si intitola La professione di perito agrimensore in epoca veneziana. Anche qui l'argomento è sicuramente l'economia agricola, che ovviamente in quell'epoca era l'economia portante in sostanza, anche di sostentamento, insomma. Però con l'aggiunta della questione delle professioni e delle tecniche, perché qui non è solo la coltivazione, anzi è relativamente è superiore al livello della coltivazione, perché tratta della necessità di tracciare i confini per poter commerciare il terreno, per poterlo sfruttare al meglio e soprattutto per poterlo diciamo, commercializzare nella dimensione corretta, perché il problema adesso sembra facile, ma allora non era affatto. Si fa infatti in questo saggio, che è piuttosto complesso, dai primi pertegadori, che sono quelli che misurano i terreni con la pertica, che erano gli eredi degli antichi, eredi però un po' alla lontana degli antichi gromatici romani, erano inizialmente meno diciamo, scientificamente portati alla misurazione, che si formavano infatti dopo un apprendistato da bottega.
e da questi pertegadori si arriva attraverso tutta la presentazione dello studio alla sistematizzazione degli esami invece per una professione. Questa professione doveva avere un livello culturale di apprendimento, di capacità totalmente diversa dai praticoni con la Pertica in sostanza, e quindi complesse regole professionali, necessità di esami con materie, conoscenze scientifiche che erano quelle della topografia, dell'idraulica, perché ovviamente i terreni sono solcati da fiumi, ruscelli, eccetera, dalla matematica, la capacità di rappresentazione, il disegno, insomma una cosa abbastanza complessa. Infatti anche superare l'esame non doveva essere semplice, qui dentro sono spiegate anche tutte le questioni tecniche dell'estrazione delle domande, insomma una cosa piuttosto anche moderna in un certo senso, per quanto sia così antica. Il mercato fondiario trova in questi professionisti la soluzione rispetto alle approssimazioni precedenti, e i notai possono erogare atti con maggiore sicurezza. E la storia dei periti agrimensori, ecco, devo dire che dentro c'è anche qui un esame di una cinquantina di questi professionisti, con censiti i loro disegni e con i rinvii archivistici per chi volesse. Io ne ho trovato uno prima su Arfanta con una certa curiosità nel 1600. Ecco, ci sono indicati credo un centinaio almeno di mappe con indicazioni archivistiche per chi volesse eventualmente anche qui appunto riprendere la ricerca. Gli agrimensori sono indicati come autori, cioè si sono segnati come autori delle diverse mappe. Il lavoro è anche corredato da alcune bellissime immagini che sono sia relative al lavoro dell'agrimensore, ma anche la riproduzione dei diplomi che venivano rilasciati. Insomma, un bel lavoro molto un po' appassionante, lo ricordo quando aveva proiettato, insomma, ecco, è molto bello. La quinta relazione invece, rimaniamo diciamo sul problema industriale, è di Patrizia Motz, Lanifici e mulini a Serravalle di Vittorio Veneto, Folli, Chiodere, Tintorie, Società di Panni nei secoli XV e XIX. Una relazione abbastanza breve, con moltissimi però allegati documentali che servono a presentare l'attività della follatura della lana, specie lungo il Meschio, perché diciamo che una cosa importante da capire è che quasi tutto il lavoro, chiamiamolo così, tipo industriale o di artigianato pesante, si svolgeva lungo il fiume, perché era l'unica forza motrice, diciamo, di quell'epoca, faceva girare le ruote. Con le ruote si potevano poi applicare attraverso si poteva applicare questa forza sui magli oppure su qualsiasi cosa battente, come nel caso della follatura che trattava, diciamo, il singolo oggetto, oppure c'erano anche le segherie, quindi la forza è la forza idraulica. E appunto lungo il Meschio c'erano anche, oltre ai folli, insomma ai luoghi dove si faceva la follatura della lana, le chiodere, cioè quei luoghi dove si poteva su delle strutture di legno con chiodi tendere le tele, dare anche a loro una dimensione standardizzata, perché ovviamente il commercio poi richiede che tu venda le cose con dei formati, e quindi anche qui c'era questo lavoro che lasciava asciugare al sole le stoffe, le tirava in misure standardizzate. A questa relazione sono accluse un sacco di mappe, estratti documenti interi trascritti e fotografie che aiutano a farsi un'idea della diffusione, che è parecchio intensa sul territorio, di questa attività industriale e commerciale nel periodo studiato. Quindi ci rendiamo anche conto di che cosa sono certi edifici che adesso magari vediamo e non comprendiamo, di cui non comprendiamo il significato. Poi passiamo invece ad argomenti apparentemente più leggeri, che in realtà non lo sono, ma anche
sono trattati in maniera veramente piacevole. Insomma, la sesta e la settima relazione di Luisa Botteon. La sesta è intitolata Nobili, osti e furfanti, già qui abbiamo il primo quadro. Aspetti economici e sociali nelle osterie del Coneglianese tra 600 e 700. Allora, le osterie del Coneglianese nel periodo studiato non erano solo luoghi di ristorazione, mescita di vini e pernottamento, ma svolgevano molte funzioni diverse. Luoghi di svago per una popolazione essenzialmente maschile. È chiaro che le donne non frequentavano l'osteria se non in modo occasionale, diciamo. E la gente si ritrovava a giocare a carte, alla morra, a condividere il vino, ma erano luoghi in cui si facevano accordi, si stipulavano contratti e nel caso del mondo più opaco della delinquenza si progettavano furti e ci si spartiva il bottino, perché l'oste aveva spesso funzione di banca o quasi di ricettatore, diremmo noi oggi. Per fare una parola grossa, poteva fare prestiti, dar cibo, alloggio in cambio di beni o cessione di oggetti che non è detto fossero tutti di provenienza lecita. All'osteria si festeggia, si discute, si stabiliscono amicizie, si mangia carne d'oca, formaggio di pecora, si beve vino di migliore o di meschina qualità, si fa riposare il cavallo, si incontrano stranieri e si commettono crimini. Lo studio è ricchissimo, veramente, è anche veramente di piacevolissima lettura, ricchissimo di aneddoti documentati con grande accuratezza che offrono diversi spaccati di vita, alcuni decisamente divertenti e spesso al limite della legalità. E per questo si può parlare un po' di demi-monde in questo tipo di attività. La Chiesa cercava di tenere lontani i fedeli dalle osterie. Il vizio di frequentare le bettole, le osterie per ivi giocare, crapulare e sbevazzare è divenuto oggi di sì frequente, così scrive una pubblicazione forse poco ascoltata dell'inizio dell'Ottocento. E questo nonostante nella categoria degli osti, e questo veramente non lo sapevo, esistano santi particolarmente venerati, le cui immagini si trovavano sulle pareti dei locali, in particolare San Vito, San Biagio, che è ufficialmente il protettore degli osti, San Teodoto, a me del tutto sconosciuto, ma anche San Zeno e Sant'Urbano. Fatto sta che santi o non santi venerati dagli osti, i frequentatori dei locali cadevano piuttosto spesso nella bestemmia, come leggiamo da alcuni richiami citati nel saggio, dove troverete capitoletti sul vino, sulla formazione del prezzo di tale prodotto, sulle modalità di conservazione, sulle licenze, sui dazi, che sono sempre i dazi, sempre importanti, quando si parla della Repubblica Serenissima, sempre i dazi sono fondamentali. E ci sono interessanti paragrafi dedicati alle singole osterie. Questa è veramente la parte più, secondo me, più curiosa per chi vuole conoscere il territorio, alcune delle quali insomma penso si possano anche individuare, e che propongono una geografia e un'antropologia ragionata sulla loro diffusione e sul loro mondo. È un'importante documentazione che ci lascia lo spazio anche per la settima relazione, sempre di Luisa Botteon, che si intitola Vari ed moltiplici latrocini seguiti in questa città, furti d'ogni genere nella podesteria di Conegliano. E qui l'argomento si può così sintetizzare in termini moderni: il lato oscuro dell'economia, la delinquenza, ma dopo tutto di recente anche il PIL dei paesi europei è stato integrato con una quota di nero. Quindi non possiamo lamentarci del fatto che quella volta l'economia non vivesse anche in una quota di nero, diciamo. Allora, le parole latine del titolo, vari et moltiplici latrocini, si riferiscono a una relazione ufficiale del 1687, inviata al Consiglio dei Dieci, che sarebbe la polizia e i servizi segreti, non so come possiamo chiamarlo, di Venezia, dalle autorità coneglianesi a causa di una particolare recrudescenza di furti e ruberie. E sono così studiati, le denuncia, che questo è scritto in maniera veramente molto, nonostante la materia sia anche un po' pesante, in realtà è scritto benissimo e si legge veramente d'un fiato. Denuncia e processi per furto avvenuti nella podesteria di Conegliano. L'osservazione di partenza, anche questa è molto bella: non si ruba solo denaro e non si ruba solo ai ricchi. E qui avete capito tutto, cioè voglio dire, si può rubare qualsiasi cosa e non necessariamente, cioè non stiamo parlando di Robin Hood, ecco, parliamo anche proprio del furtarello. E non si badava ai mezzi di offesa da parte di una delinquenza che non temeva
le pur durissime pene a cui sarebbe andato incontro quello che fosse stato preso sul fatto. E c'è quello che si sveglia di notte con i classici rumori e trova i due che gli hanno fatto un bel buco nel muro, sono entrati in casa direttamente dal muro, e questa era proprio una cosa veramente straordinaria, e si rubava qualsiasi cosa, i cavalli, le classiche galline che non possono mai mancare, parlando di furti, i capponi, le dinde e gli indiotti, un elenco bellissimo, e graditi con salumi già confezionati, perché non si fa neanche fatica, il lardo, e non si disdegna di rubare nelle chiese, nei luoghi sacri. La refurtiva era poi usata, tanto per collegarci a quello precedente, nelle osterie come mezzo di scambio, e appunto qui c'è un po', i ricettatori avevano una loro base nelle osterie. Ci sono pure i ladri seriali che tornano a commettere i loro furti, i furti a danno della posta, perché c'era anche la posta, il servizio di posta, e poi hanno scoperto che il Menare era un posto pochissimo sicuro dove potevi essere derubato piuttosto spesso. Economia, abbiamo detto, anche questa. L'ottava relazione è Giorgio Zoccoletto, I boschi comunali nel dizionario universale di Francesco Gera, e qui andiamo su un ramo dell'economia agraria, quella forestale. La relazione si occupa di quei particolari beni che sono i boschi comunali, per intenderci, per esempio quello del Cansiglio era ed è un bosco statale. La proprietà di tali boschi nel territorio compreso tra l'Alpagora, Valbelluna e Feltrino era pervenuta ai comuni a seguito di una legislazione iniziata nel 1805 in periodo napoleonico, per assicurare mezzi finanziari ed economici a queste amministrazioni. Le leggi napoleoniche, quelle austriache e quelle italiane, avevano vincolato i boschi all'esclusivo utilizzo di beni agro-silvo-pastorali, non cedibili, nemmeno usucapibili, e quindi voglio dire, questi beni erano gestiti in maniera collettiva, ci sono anche le regole montane, eccetera, così. All'inizio dell'Ottocento un dizionario universale di agricoltura, edito nel 1834, quindi in epoca austriaca, dal coneglianese Francesco Gera, reca una voce che è riportata in questi atti, che si chiama boschi comunali, dalle quali apprendiamo le tecniche di gestione di questi boschi, le situazioni problematiche, le proposte che vengono fatte per rendere più utilizzabili questi strumenti, questi beni economici. Nona relazione, Carla Pizzol, gli Zambelli, fonditori di campane a Ceneda, 1689-1810. Questa si può sintetizzare come un'impresa secolare di lavoro specializzato in campo metallurgico. È una variante di quel che abbiamo sentito prima, la variante specializzata degli artigiani dei metalli, e questa famiglia Zambelli fu per oltre un secolo, rappresentò i fonditori di campane di Ceneda e dintorni. Alcuni dei loro prodotti, ci sono delle belle fotografie qui, suonano ancora oggi nel Veneto, in Friuli e altri luoghi. E quindi torniamo in qualche modo all'arte dei metalli, ci torneremo ancora, con la quale avevamo iniziato, ed è la storia di una famiglia di fonditori, probabilmente di origine cadorina, che iniziarono a lavorare a Venezia, che nel 1689 ricevono una commissione per una campana a San Giacomo di Veglia, e poi cominciano a lavorare tra Rugolo, Sarmede, Tarzo, Revine, Ceneda, eccetera, eccetera, e tra l'altro una di queste campane è scampata alla razzia di campane degli austriaci del 17, che è ancora a Revine al santuario di San Francesco di Paola. E questa storia così articolata si chiude nel 1814, e la fonderia di via Rizzera, appartenuta a questa famiglia, passò alla famiglia di altri fonditori che si chiamano Depoli, che questi Depoli sono ancora in attività e sono attualmente a Revine. Decima relazione, ancora Loredana Imperio, le cartiere del Cenedese, qui di nuovo un'altra impresa secolare di lavoro specializzato nel settore chiave per la trasmissione delle informazioni, la carta, cioè la carta è un bene strategico.
e la prima cartiera a Ceneda fu impiantata nel 1602 da tal Francesco Belloni, proveniente dalla zona gardesana di Salò. E sono interessanti le condizioni economiche che sono alla base di questo tipo di attività imprenditoriale. C'è un capitalista che si impegna a costruire e cedere in affitto lo stabilimento cartario e a rifornire il mastro cartaio di stracci, colla, insomma quel che serve, e il cartaio si impegnava a consegnare al capitalista tutta la carta prodotta. Quindi il capitalista poi diventava un commerciante di carta e il cartaio, diciamo, era colui che la produceva, ma almeno inizialmente non la commercializzava. Ci sono tipi di carta, sono curiose le definizioni, diciamo che si va dalla real leggera, la real mezzana, 3 lune, 3 cappelle, Lion, Fioretton, cioè, che sono poi i simboli che dovevano essere, diciamo, impressi in filigrana, diremmo noi adesso, sulla carta, in modo che si potesse controllare la tipologia, quindi il peso, la grammatura, insomma tutta quella e anche la qualità, insomma, della carta stessa. E i cartai mettevano anche delle sigle, che sono anche alcune delle quali sono riportate qui, in modo che si potesse capire anche non solo il tipo di carta, ma il produttore. Sono seguite in questo saggio le vicende anche piuttosto complesse delle diverse cartiere cenedesi che sempre lavoravano lungo il fiume, avevano bisogno dell'acqua, eccetera, e fino dalla Serenissima alla Prima Guerra Mondiale, con riferimento a edifici ancora visibili. Anche in questo caso ci sono identificati alcuni edifici che magari si vedono e che hanno a che fare con l'attività cartaria. C'è un apparato fotografico, mappe, una serie di esemplari di marchi, come dicevo, di mastri cartai dal 1790 al 1880, che questa è una cosa piuttosto curiosa. Se non ricordo male, forse era Vincenzo Ruzza che si era occupato dei cartai. No, Tranchini. Ah, Tranchini, sì, pareva un nostro antico socio. 11ª relazione: l'amministrazione e gestione della Regia Foresta di Somadida dal 1867 al 1915 di Guido Spada. Anche qui torniamo all'economia forestale con una particolarità, perché si tratta di un punto piuttosto preciso, di una locazione molto precisa, che deriva da una donazione, perché il 2 luglio dell'anno del Signore 1463 la comunità cadorina, per dar prova tangibile della sua devozione, fece dono della foresta di Somadida alla Serenissima. Questo bosco, che sarebbe stato detto poi Vizza di San Marco, fu bandito dalla Repubblica, nel senso che fu messo sotto la protezione dello Stato. Era un bosco relativamente piccolo, attenzione, sono 90.000 alberi, non è che sia, insomma, relativamente piccolo, ma difficilmente utilizzabile, e era stato destinato a trarre legname per l'arsenale veneziano. La comunità cadorina si impegnò anche a far giungere a proprie spese gli alberi tagliati a Venezia, con un percorso non semplice, diciamo così. La storia della foresta si compenetra con la storia più grande, i cambiamenti politici, amministrativi, perché ci sono Venezia, poi gli austriaci, poi gli italiani, le problematiche gestionali, controversie tra comuni, intervento di nuove regole, e la Serenissima e le autorità austriache avevano proceduto con tagli piuttosto limitati, per cui quando la foresta passò alla gestione italiana, molti alberi avevano, come si dice, erano oltre la cosiddetta maturità economica, erano fuori commercio, insomma. Vabbè, dopo segue un'analisi piuttosto complessa e anche tecnica sull'utilizzo, sulle rendite, sulla viabilità e trasporto, con un appendice documentale che va dal 1463 agli anni 20 del Novecento, con un sacco di tabelle tecniche per la valutazione e l'apprezzamento dei volumi di produzione del legname. 12ª relazione: Grava Giuseppe e Tomasi Giovanni, i fabbri delle Pianche. Credo che se non ho capito male da Giuseppe Grava, sono presenti qui alcuni di questi.
tre che non so se volete, io intanto dico due parole, e anche qui andiamo sulla produzione e lavorazione dei metalli e in particolare la produzione di attrezzi agricoli attorno al vecchio maglio idraulico delle Pianche, che è una località di San Martino di Colle Umberto, diciamo sempre lungo il Meschio. E Giuseppe Morata e Giovanni Tomasi hanno raccolto dai più anziani artigiani, quindi abbiamo un'applicazione della cosiddetta storia orale mista, come direbbero i più raffinati all'histoire événementielle, cioè la storia proprio degli eventi anche più piccoli. Sono state raccolte queste interviste dal 1986 al 2001, quindi c'è un patrimonio orale, quindi di definizione, come si chiama questo oggetto. Se voi non sapete che differenza c'è tra il Vanguette Padovan e il Vanguette Todesco, dovete guardare questa, che poi Giuseppe Grava ha fatto anche tutta una serie di schede illustrate in cui diciamo ci sono anche tutti questi oggetti che sono piuttosto complessi, ma ci sono anche fotografie. Non so se volete presentare questi. Buonasera. Allora io seguo i fratelli Favero qui dall'86, quando sono stato per disegnare il maglio, cioè con tutti i nomi in dialetto che il più vecchio dei tre, Oliviero, mi ha detto che se dovesse farlo adesso non si ricorderebbe più i nomi, perché dall'86 sono passati diversi anni, in più è una cosa che non si adopera più e quindi comunque loro, i tre cioè l'officina Fabrile, hanno ricevuto nell'82 dalla Camera di Commercio di Treviso il diploma di benemerenza con medaglia d'oro, intestato a Favero, Oliviero e Fratelli. Questo è il diploma che mi hanno portato prima. Comunque io voglio ricordarli anche perché Oliviero mi ha fatto un grosso favore 5-6 anni fa, perché avevo bisogno di tre ferri un po' particolari, perché fra amici, conoscenti eccetera c'erano tanti che avevano le cogome di rame tutte ammaccate, perché ogni volta cadevano per terra, la botta andava all'interno e non riuscivano più a tirarla su. Ma siccome io sapevo come si faceva a tirarle su, però avevo bisogno dei ferri che nel milanese, ero ancora a Milano, questi ferri li chiamavano i buttasù, è un dialetto milanese. E quindi Oliviero, devo ringraziarlo ancora, me li ha fatti tutti e tre di 3 misure diverse in base al lavoro che dovevo fare. Da allora, sempre fra amici eccetera, dico come le chiamano a Cappella Maggiore, credo di averne tirate su un minimo 30, ma sono di più senz'altro. Va bene. Dopo, sì, beh, era questo che volevo appunto ringraziare. Adesso se i 3 fratelli vengono qui davanti, la nostra Presidente gli dà il libro, quindi Oliviero e gli altri 2 fratelli. Questo ormai anche loro è un mestiere che dal 2001 non fanno più, perché sono cambiati i tempi oggi. Ecco, Oliviero è il primo, il più anziano dei 3, e quindi anche loro ormai il mondo va tutto a tasti ormai, loro invece andavano a martello. Anche a maglio. Anche a maglio, logico, sì, perché era il famoso maglio delle Pianche idraulico e così, che noi l'abbiamo pescato giusto. Bellissimo del maglio. Sì, infatti
Questo qui è un documento che passerà senz'altro alla storia, perché con tutti i nomi in dialetto, i nomi dopo dentro di lavorazione come facevano eccetera, dove acquistavano le rotaie ferroviarie e tutte le fasi di lavorazione, è una cosa che sono contento che sia stata pubblicata. Poi io poi avevo fatto anche i disegni delle varie vanghe, loro praticamente avevano un catalogo di 30 pezzi, forse più, che producevano, però io qui ho illustrato, diciamo, quelli che andavano un po' per la maggiore, ognuno, zappe, badili, pale eccetera, ognuno col proprio nome, perché in base alla località dovevano farlo in maniera diversa. Sì. Sì. E poi c'è anche la tecnica qua. Sì, la tecnica, comunque dentro è scritto tutto, perché con mio nipote Tomasi, quindi è scritto tutto specificato, sempre in dialetto i nomi. Con loro tre sono a posto, adesso dovrebbe essere venuto anche il signor Salamone. Il signor Salamone c'è? Ah, ecco, perché sul libro sono pubblicate 2 foto sempre del maglio che era dentro e la rosta che si è sfasciata, solo che mi ha detto ieri sera, che avevo telefonato, che d'accordo col comune hanno rifatto la rosta tutta in legno nuova, e questa è una bella cosa, perché almeno è un ricordo che va avanti. Sì. Va bene, Salamone, grazie. Allora, in conclusione, volevo solo ricordare che questo stesso lavoro di recupero dei nomi delle cose, per esempio sempre questi 2 signori l'hanno fatto per la Fienagione nelle Alpi, e anche lì c'è un lavoro in cui tutti gli attrezzi, tutte le modalità, le tecniche di legatura sono tutte riportate, addirittura anche con varianti linguistiche, perché c'è un'ampia gamma, insomma, geografica di ricerca. Volevo solo chiudere con, almeno citando le 3 comunicazioni finali degli atti, che sono una di Lucheschi sostanzialmente sulla sua famiglia, sulla storia della sua famiglia, che mostra come in una stessa famiglia nel giro di 4 secoli possano passare non so neanche quante diverse professioni, arti e mestieri, e 2 comunicazioni invece di Irene Spada, una su un intervento di restauro sul monumento del Foro Boario di Serravalle, che è appunto legato all'economia in quanto è il monumento del mercato di Serravalle, e l'altra che è con delle bellissime riproduzioni di punzoni da orefice, perché si intitola I punzoni degli orefici di Ceneda dopo il decreto napoleonico del 25 dicembre 1810, che aveva portato a una uniformazione metrica dell'uso dell'oro e dell'argento, e quindi la necessità anche di punzonare i lavori in modo per ovviamente questi punzoni erano registrati in apposito registro, appunto, si poteva verificare, e anche adesso questi punzoni servono a datare le cose, ad avere una certa, e quindi anche qui ci sono delle fotografie molto belle di questi oggetti, certe volte magari vediamo sono molto piccoli in genere, quindi ci sfuggono, ma che anche questi rappresentano un elemento fondante della storia sul livello della datazione delle cose. Allora, confusamente, me ne scuso perché non è semplice, insomma abbiamo fatto un buon lavoro d'uccello nel contenuto di queste 500 pagine, avete capito che c'è parecchio materiale, diciamo per palati diversissimi, ecco. Quindi non è una cosa monomaniaca
basata solo su un oggetto, l'oggetto diciamo è appunto economia e commerci, ma come abbiamo visto si possono manifestare in tanti e tantissimi modi diversi. Quindi insomma vi invito a leggerlo, a scegliere quello che a voi più interessa e se capita anche di andare avanti, insomma, questa è una cosa importante, così come abbiamo detto ai fabbri di andare avanti in qualche modo, ma questo vale anche per gli storici. Con questo vi ringrazio.